La Prima Guerra Mondiale, conosciuta anche come la Grande Guerra o Guerra di Trincea, sconvolse il mondo tra il 1914 e il 1918 e vide coinvolte ben 28 nazioni. A contrapporsi furono due schieramenti: da una parte le potenze alleate di Gran Bretagna, Francia, Russia, Italia e Stati Uniti, dall'altra gli imperi centrali, Germania, Austria, Ungheria, e la Turchia e la Bulgaria. La scintilla che fece scoppiare il conflitto fu l'assassinio dell'erede al trono austro-ungarico, l'arciduca Francesco Ferdinando, ucciso il 28 giugno 1914 a Sarajevo dal nazionalista serbo Gavrilo Princip. La vera causa che portò allo scontro armato erano le contrastanti mire imperialistiche ed un clima di nazionalismo esasperato delle nazioni europee. L'aggressione italiana all'Austria partì proprio dalle nostre terre, divise tra la contea di Gorizia, inclusa nell'impero austro-ungarico, ed il Regno d'Italia. Tutto iniziò con il primo colpo di fucile sparato da un alpino a Visinale dello Iudio. I primi territori conquistati furono quelli di Brazzano e di Cormons, per arrivare poi fino alla sponda destra dell'Isonzo. L'Italia intendeva sfruttare l'effetto sorpresa di una veloce offensiva per occupare le principali città austriache, ma ciò non avvenne e il conflitto si trasformò in una sanguinosa guerra di posizione. È sul fronte dell'Isonzo che nei primi anni di guerra si combatterono le battaglie più dure. La strategia italiana era di sfondare quel fronte per arrivare a Trieste e da qui proseguire verso Vienna. La maggior parte della popolazione civile venne evacuata dalle città e dai paesi prossimi alla linea del fronte. Da parte austriaca lo sfollamento riguardò in particolare il Goriziano, l'Istria, le aree del Carso e del Collio. Le popolazioni furono inviate in grandi campi profughi posti nell'interno dei territori imperiali. Nei territori occupati dall'esercito italiano vennero internati, per motivi precauzionali, molti parroci e autorità civili. Le popolazioni prossime alla zona delle operazioni vennero trasferite in varie località del regno, città e paesi sperduti dell'Italia meridionale. In 3 anni di guerra e dopo 11 sanguinose battaglie sul fronte dell'Isonzo, con l'alternarsi di avanzate e ripiegamenti, la situazione si stabilizzò in una lunga guerra di trincea che provocò perdite gravose. Solo nell'11ª battaglia si ebbero 30.000 morti, 110.000 feriti, 20.000 dispersi fra le truppe italiane e 20.000 morti, 50.000 feriti, 30.000 dispersi, 20.000 prigionieri nelle truppe austro-ungariche.
con la linea del fronte austro-ungarico intorno a Gorizia che rischiava di collassare a seguito dell'11ª battaglia dell'Isonzo, l'esercito tedesco decise di intervenire in aiuto dei suoi alleati. Il generale Cadorna, ricevuti i rapporti della ricognizione aerea che riferivano di spostamenti di truppe tedesche verso l'Alto Isonzo, decise di sospendere le offensive e di passare ad una linea difensiva in attesa degli eventi. Il 24 ottobre del 1917 le truppe austro-ungariche, coadiuvate da quelle tedesche, sfondarono a Caporetto le linee italiane che, impreparate ad una guerra difensiva e duramente provate dalle precedenti 11 battaglie dell'Isonzo, non ressero all'urto e dovettero ritirarsi fino al Piave, lasciando sul terreno 40.000 soldati e altri 40.000 intrappolati sul Monte Nero. Le perdite austro-ungariche furono di solo 6-7.000 uomini. Gli austriaci avanzarono per 150 chilometri e in 4 giorni raggiunsero Udine. L'esercito italiano, in una ritirata caotica dove molte furono le diserzioni e le fughe, lasciava loro ben 250.000 prigionieri e 2.300 cannoni. La disfatta di Caporetto provocò il crollo del fronte italiano sull'Isonzo. In 2 settimane andarono perduti 350.000 soldati, fra morti, feriti, dispersi e prigionieri. Altri 400.000 sbandarono verso l'intero paese. A seguito della ritirata, che si stabilizzò sulla linea del Monte Grappa e del Piave, e per volere del nuovo presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando, il generale Cadorna fu sostituito dal generale Armando Diaz. La nuova posizione, da difendere a tutti i costi, era di vitale importanza per l'esercito, perché la sua caduta avrebbe trascinato con sé l'intero fronte. Gli austro-ungarici cessarono gli attacchi in attesa della primavera successiva. Il disegno era di preparare un'offensiva che avrebbe permesso loro di penetrare nella pianura veneta. Piccole schermaglie si protrassero fino al 23 dicembre del 1917. Lo scoppio della rivoluzione in Russia consentì alla maggior parte dell'esercito austro-ungarico, impegnato anche su quel fronte, di trasferirsi su quello italiano. Nel novembre del 1917 le truppe alleate, francesi e britanniche, cominciarono ad affluire in maniera consistente sul fronte italiano. Nella primavera del 1918 la Germania ritirò le proprie truppe dal fronte italiano per utilizzarle nell'imminente offensiva contro i francesi sul fronte occidentale. Con l'avvicinarsi dell'estate del 1918, la situazione dei rifornimenti, sia alimentari che di materie prime, si faceva sempre più complicata per gli imperi centrali. L'esercito italiano invece percepì un mutamento delle condizioni con l'arrivo dei rinforzi e di vettovaglie che alzarono il morale della truppa. Passato l'inverno, il 15 giugno, iniziò l'offensiva austro-ungarica
e la battaglia divampò furiosamente dall'Astico al mare. Bloccata l'offensiva sugli altopiani del Grappa da contrattacchi immediati e violentissimi, le truppe austro-ungariche si ritrovarono sulle posizioni di partenza, tanto che i loro comandi si resero conto già alla fine del primo giorno che l'attacco era fallito. Determinante per le forze italiane fu l'apporto dell'aviazione, soprattutto nelle azioni d'appoggio tattico e di bombardamento. Nel corso delle operazioni, il 19 giugno, fu abbattuto sul Montello l'asso dell'aviazione italiana, Francesco Baracca. La conquista della supremazia aerea da parte italiana venne confermata dalla incursione pacifica di 7 biplani sulla capitale austriaca il 9 agosto 1918. La formazione italiana, guidata da Gabriele D'Annunzio, lanciò sulla città migliaia di manifestini tricolori. L'offensiva dell'esercito italiano al comando del generale Gaetano Giardino iniziò il 19 ottobre 1918 e sia nel primo giorno che nei 3 giorni successivi non ebbe nessun successo. L'ordine, emanato il 28 ottobre, era di continuare gli attacchi ad oltranza, ma la resistenza delle truppe austro-ungariche era inflessibile. Poi l'esercito austro-ungarico iniziò ad abbandonare le sue posizioni, inseguito dalle forze italiane. La crisi interna dell'impero si era ormai ripercossa sul fronte. La battaglia di Vittorio Veneto non fu un capolavoro tattico o strategico. Fatalmente il dissolvimento dell'impero contribuì con forza alla definitiva conclusione della guerra su tutti i fronti. Il 28 ottobre 1918 l'Austria-Ungheria chiese l'armistizio agli alleati. L'impero, che con tanta baldanza aveva aperto le ostilità contro la Serbia nel 1914, era giunto alla fine del suo percorso politico e militare. Il 3 novembre alle 15:20 a Villa Giusti, presso Padova, il generale austriaco Viktor Webenau firmò l'armistizio che sarebbe entrato in vigore il giorno successivo. Lo stesso giorno le truppe italiane entravano a Trento e la Regia Marina sbarcava a Trieste, mentre sul fronte occidentale le forze alleate accoglievano la formale richiesta di armistizio avanzata dal governo tedesco. Il 4 novembre il comandante in capo, maresciallo Armando Diaz, firmava l'ultimo bollettino di guerra che passò alla storia come bollettino della vittoria. Esso concludeva con queste parole: i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Si sente il cannone che spara per conquistar la trincea Savoia.